scusate, c'ho poco di cosa dentro il padellone auricolare. Veniamocene a conoscere il signor Loci da Sant'Antiochio, che si topperà con signora Soriga, prego. Entri al signor Loci, se ne venga dentro. Hasta la vista! Acqua, fogarone, venga qui, buon gioco. Scusi, labbra umide. Allora, dunque, lei è iscritto per essere, se non mi sgarro, è ospite della trasmissione di Fiorenzo del Karaocchio, giusto? No. Quella trasmissione di Maurizio Costanzo Show, passa via. C'è stata una svista. Io avevo chiesto in cozzi a Fabrizio Costanzo di farmi uscire la trasmissione sua. E lui mi ha promettuto che c'era una coglietta per me. Tutto qui. Signor Loci, parliamone a quattro occhi. Non è che mi sta curando altri problemi. Per esempio, qua si sente odore di aria bassa. Non è che proviene dalle parti sue. Sa com'è. Perché rumore ha sentito? No. Perché? E cos'era quelle che ha fatto poco fa? Roba di incontinenza aerea. E allora se ne vada dietro, che adesso se no ancora un po' mi buca il divano. C'era sta di odore brutto che ne ha lasciato quel signore. Comunque, adesso è il turno della signora Soriga, che è venuta perché ha scritto prima il giornale di Playboy che voleva fare una coniglietta. Prego, signora Soriga. Squeak. Prego, venga qua. Buongiorno. Se la passa? Io c'ho una passa, mamma mia. Allora, da quello che emerge nella storia, nel suo profilo, signora Soriga, sembra che lei abbia avuto una storia piuttosto incasinata. Ci racconti come si è infognata? Cosa io? Dunque, devi sapere che a me piace molto il formaggio. Mio marito un giorno esce, ma non c'è andato in bottega, però no. Lui cosa ha fatto? Quasi... mi viene da ridere. E allora cosa fa? Va in soffitta e ha pensato bene che me ne attacca. Siccome che noi abbiamo poco un problema al cesso, no? Lui prende e apre la sagresciesca manetta. Cioè, se ho capito bene, lei stava per fare la fine del topo? Sì, perché ero chiuso nel bagno, l'acqua scendeva. E per poco ero io soffocato, davvero. Bene, signora Soriga, adesso seguo con la striscia marrone che c'è in terra se vuole incontrare il signor Loci, così vi attoppate tutte e due. Avvidenzi? Attenzione che roba fresca non li sceccare. Speriamo che oggi sia il Rattac. Squeak. Signora Sorca. Soriga, prego. Poco mi piacciono le bionde. Squeak, grazie. Venga, si sieda. Da questa parte va bene? No, da quella parte no, che mi sono sordiato io. Mi scusi, Squid. E allora, cosa mi racconta, signora? Ho visto che c'ha delle belle cosce. Sono po' secche, ma faccio due diti. Come ce l'ha? In forma di pera o di melanzana? Fora Mari, ma conoscete subito queste domande. Ma cosa vuol vedere lei con quegli occhi che c'ha uno che legge e l'altro che ripassa? Ma non se ne è abbizzato? Forse non ci siamo capiti bene. Se tu domani te ne corichi come Sì, già sai se... io ti pieno di soldi, sonanti e contanti e poi alla fine chi si è visto si è visto. Che dolore di stomaco. Allora, i nostri pescioncini su stanno formicando ed è da qualche minuto che intubano. La puntata odierna comunque ci ha suggerito queste considerazioni che adesso vi vado a dire. Occhio non vede, dente non duole. La lingua batte dove il dente è morto. Occhio per occhio, dente per dente. Lontano dagli occhi, lontano dai denti. Occhio in sera, bel tempo si spera. Occhio per occhio, 60 quacchio. Canduro ganta. La gasciara è sana. Quando manca il gatto, la storica balla.